Siamo in diretta, vero? Ci siamo? Siamo partiti? Bene, buonasera a tutti, a chi ci sta seguendo. Siamo sulla pagina di Europa Verde, anche in diretta su YouTube. E ciao Eugenia. Ciao Elena. Bene, benvenuti in questo momento, in questo spazio di condivisione dedicato al tema Educare in natura la rivoluzione dolce. Vedremo poi nel corso della serata di questo nostro spazio, perché questo titolo cosa significa, come lo intendiamo. Nel frattempo direi, Eugenia, che ci presentiamo, quindi io mi presento, sono Elena Lionello, educatrice sociale, e vivo in provincia di Padova e da diversi anni mi occupo e lavoro all'interno di servizi, di progetti che si occupano di educazione in natura nell'area dell'infanzia, precisamente nella fascia d'età dei 3-6 anni, e anche progetti per le famiglie, quindi percorsi volti al benessere psicofisico e al sentirsi, al creare comunità in un percorso di crescita condiviso. In questi anni ho conosciuto molte persone che come me hanno fatto la scelta di lasciare vecchie modalità lavorative per darsi la possibilità di creare qualcosa di nuovo e che a partire da uno spazio personale interiore si sono dedicate a mettersi a disposizione per i loro talenti, con i loro talenti, le loro caratteristiche, e tra queste persone c'è Eugenia Fortuni, che è qui con noi questa sera, con la quale faremo una bella chiacchierata. Eugenia, che è amica, collega, presidente dell'associazione Mater Femmina, nonché ideatrice e coordinatrice del progetto LED, le chiederemo poi anche che cos'è, e nonché candidata alle prossime elezioni regionali nelle liste di Padova, Venezia e Treviso per Europa Verde. Quindi io direi di lasciarti la parola, Eugenia, e ti chiedo chi sei tu in questo momento? Allora, grazie a tutti e a tutte dell'ascolto, grazie a Elena di queste domande sempre simpatiche e profonde allo stesso tempo. È molto bello averti come compagna di viaggio anche in questo Grazie. momento. E io in questo momento mi sento una donna e una mamma determinata a dare un contributo perché il nostro ambiente, e con questo intendo ambiente sociale e ambiente naturale, abbia delle migliori possibilità di essere tutelato e di essere abitato da tutti noi. Quindi un impegno che va in due direzioni che alla fine sono una sola, quella del prendersi cura degli altri, quindi l'impegno nel sociale, l'impegno nell'educazione e prendersi cura dell'ambiente, perché senza ambiente non c'è la salute, non c'è la vita, non c'è l'orizzonte in cui realizzare i nostri progetti, che siano progetti come farsi il mutuo, che sia finire gli studi, trovare un lavoro senza la terra sotto i piedi, e lo dico non a caso, visto le frane, gli smottamenti dovute agli alluvioni, le voragini che si aprono sul nostro territorio. Se ci frana la terra sotto i piedi, se ci si allaga la nostra casa, se si infiamma la nostra casa, come dice Greta Thunberg, non c'è la possibilità neanche di realizzare una serie di altri progetti personali e collettivi. Collettivi, mi riferisco al prendersi cura delle nostre persone più fragili, gli anziani, i bambini, ma anche accogliere le persone che cercano di costruirsi una vita migliore e che ne hanno tutto il diritto nel nostro paese, nella nostra regione. Ok, grazie mille. Senti, Gianni, così riflettendo anche un po' su questo particolare periodo storico, e parlavi anche poco fa di ambiente. Si sono delineati diversi tipi di concetti e sicuramente tra questi ce ne sono due molto importanti che sono l'uomo e la natura. E solitamente a livello mentale la nostra mente vede
separatamente, quindi non ci si focalizza molto sull'essere parte, sull'insieme, sulla reciprocità tra uomo e natura, con la natura, nella natura, quindi sull'inclusione, sul sentirsi parte di qualcosa di più grande. E sicuramente quindi, portandomi anche un po' a quello che dicevi poco fa, una comprensione importante è sicuramente l'importanza dell'interconnessione, dell'interdipendenza tra tutte le forme di vita, da cui partire, si spera, si augura, anche con un nuovo senso di responsabilità, di reciprocità e di cooperazione. Quindi so che tu nel tuo lavoro come consulente per le famiglie porti molto il concetto di educazione generativa. Quindi ti chiedo un po' di spiegarci cosa intendi tu per educazione generativa e poi, ricollegandoci anche al titolo della serata, quali sono secondo te gli elementi, le caratteristiche in qualche modo rivoluzionarie dell'educazione in natura, come possibilità, come opportunità, come scelta per grandi e piccoli. Sì, mi piace anche prima porre l'attenzione su una frase che hai usato tu, no? Hai detto il rapporto tra uomo e natura. Penso che in questa frase sia racchiuso uno dei problemi che abbiamo attualmente, perché non hai detto tra genere umano e natura, tra umanità e natura, e non hai neanche detto rapporto tra donna e natura, hai detto proprio, hai connotato al maschile. Credo che un certo tipo di cultura maschile che è stata dominante fino ai giorni nostri abbia bisogno di essere contemperata, di essere mescolata con l'energia femminile, che è di per sé un'energia che include, che prende cura, che accoglie. Quindi penso che così come cappello introduttivo mi piaceva porre l'attenzione sul fatto che anche nel linguaggio comune che a tutti noi viene spontaneo usare, in questo linguaggio passano determinati messaggi e se ci facciamo attenzione già sciogliamo alcuni nodi. Quindi nel momento in cui si riequilibra il rapporto uomo-donna, credo si possa anche riequilibrare il rapporto umanità e ambiente, umanità e natura. Per quanto riguarda l'educazione generativa, questo nome a me è arrivato sospinto da una doppia caratteristica di quello che faccio. Intanto l'essere incentrata su il lavoro con i genitori, con le famiglie, a partire dalle mamme in gravidanza, quindi delle persone, dei soggetti che stanno creando, che stanno generando la vita, prima di tutto dal punto di vista fisico con la gravidanza, ma poi anche dal punto di vista sociale e educativo tramite la relazione con i loro figli. Quindi lavorare con i genitori è lavorare in un contesto di grandissima potenzialità, di grandissima generazione di significati, di cambiamento, di opportunità per tutti. I 3 pilastri dell'educazione generativa sono la cura, la cultura e l'umanità e la comunità. La cura nel senso di prendersi cura delle persone, delle relazioni, dei rapporti umani, quindi tutto quello che ha a che fare con l'educazione alla pace, con l'educazione alle emozioni, ma anche prendersi cura dell'ambiente. Può essere l'ambiente inteso come la nostra casa, può essere l'ambiente inteso come il nostro corpo, che è l'ambiente della nostra anima e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Può essere anche come prendersi cura della scuola, della nostra scuola, e noi lo facciamo all'ED, lo facciamo con un agire assolutamente di gruppo, con un agire corale, e può essere anche prendersi cura poi dell'ambiente inteso come ambiente naturale. Perciò è semplicemente un fatto di coerenza.
prendersi cura, quindi non trascurare, mantenere in salute, in buona salute, il rapporto con noi stessi, fisico e spirituale, con gli altri e con l'ambiente. L'altro pilastro, la cultura, nasce dal fatto che in quello che io osservo è che quella che viene chiamata la ignoranza funzionale. Cioè, in Italia il grado di istruzione media è salito dal dopoguerra a oggi notevolmente, però al contempo si è abbassata la capacità di critica e di analisi della realtà e dei messaggi che riceviamo, perché siamo diventati bersaglio di troppi messaggi e questo confonde, anche perché i messaggi che riceviamo non sono messaggi obiettivi, sono messaggi che hanno l'intenzione di provocare determinati effetti. Sono messaggi di comunicazione strategica perché vogliono convincerci di qualcosa a comprare, ad acquistare, vogliono spostare la nostra opinione. Ecco, per porre un argine a questo tipo di situazione, io penso che sia necessario che le persone tornino ad ascoltarsi e a parlarsi, stando insieme. Adesso noi siamo lontane, oggi abbiamo trovato questo modo virtuale di stare insieme, ma insomma so che siamo entrambe convinte che la fisicità, la presenza sia davvero qualcosa di importante, perché stando vicini col corpo passano una serie di messaggi anche biochimici che ci pongono in una maniera diversa rispetto all'altro. Ad esempio, Facebook ne è un teatro esemplare di tutti gli insulti che passano nei post, no? Ci si autorizza a buttare fuori tantissima aggressività, cosa che invece in un rapporto, in una relazione in presenza sarebbe più difficile, perché è più umanizzato il rapporto, è più naturale, è più autentico. Quindi se le persone tornano a incontrarsi e imparano ad ascoltarsi di più, quindi anche a cedere di più, perché ascoltarsi è fare spazio all'altro, ho questa ostinata convinzione che torneremo anche a comprenderci di più. E quindi una grande parte del mio lavoro è creare occasioni di incontro tra le persone, in cui non sono io a dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, ma io creo le condizioni perché le persone riescano a confrontarsi su dei temi senza magari diminuendo, ecco, il giudizio l'uno verso l'altra. Quindi con questo lavoro si va a creare quel secondo pilastro dell'educazione generativa che è la cultura. Creiamo dei significati condivisi, creiamo dei significati che sono anche relazione. Se noi portiamo avanti insieme questo lavoro sulla cultura e questo lavoro sulla cura, ecco che automaticamente si crea la comunità, cioè un gruppo verso cui noi ci sentiamo di appartenere, in cui ci sentiamo che è casa nostra, che è il nostro posto e ci stiamo bene. E avere un gruppo a cui sentiamo di appartenere non significa necessariamente escludere gli altri. Il bisogno di appartenere è qualcosa di sacrosanto, ma viene strumentalizzato in questo periodo storico perché a casa tua devi stare bene e questo significa tenere fuori gli altri. Non ne sono così sicura. Quindi rispetto alle conclusioni che hai appena riportato, ritorniamo quindi sull'importanza della connessione tra l'ambiente interno, pensieri, emozioni, il nostro sentire più profondo e alla cura
verso tutto ciò e quindi poi l'interconnessione con l'ambiente esterno, tutti quei comportamenti, azioni e le scelte quotidiane che andiamo a fare, che attuiamo nelle nostre ogni giorno. Per cui tenerci in equilibrio, come dici tu, ci aiuta a relazionarci con l'ambiente, ci aiuta e ci riporta, come dicevi, usavi la parola comprensione e mi viene anche da dire ci riporta a una dimensione di gentilezza, di consapevolezza di noi stessi e del luogo in cui siamo e di quella dolcezza di cui anche si parla nel titolo, che sono qualità per lo più femminili. Mi piace molto questa frase in cui si dice che la gentilezza ci fa respirare e ricordare che siamo ancora tutti qui insieme nella terra, a prenderci cura del nostro spazio interno ed esterno. E queste caratteristiche per lo più femminili, che appartengono alla dimensione femminile, secondo te come, dato il impegno politico, secondo te come potrebbero essere riportate, come possono essere, come si può coniugare la politica e la femminilità, che poi di questo tempo è anche un tema piuttosto al livello. Secondo te come le due cose si possono mettere insieme? Sì, portare il femminile nella politica non è una sfida da poco, perché la politica è interpretata come uno spazio di competizione e la competizione può scatenare anche aggressività, mm? E sfida e scontro. Nonostante ciò, penso che possa essere ben temperata questo bisogno di emergere che in politica c'è, da alcune caratteristiche femminili, come dici tu, e me ne vengono in mente tre: l'accogliere, l'accoglienza, l'apertura e la creatività, la capacità di creare, e torniamo ancora agli aspetti generativi. Accogliere nel senso di includere, essere inclusivi rispetto alla molteplicità delle manifestazioni dell'essere umano. No? Spesso usiamo la parola rispetto all'altro, rispetto agli altri, rispetto alle differenze, però io parlerei di molteplicità. Siamo tanti, siamo tante, siamo diversi, ci incarniamo in aspetti diversi, in pelli diverse, in aspetti anche sessuali, aspetti anche di genere diverso, e diamo tutti, come dire, un contributo a questo caleidoscopio. Avete presente quei specie di cannocchiali con tutti i pezzettini di vetro colorati? Ecco, mi piace pensare al caleidoscopio come immagine per descrivere la complessità e al tempo stesso la bellezza della molteplicità degli esseri umani. Accogliere vuol dire però anche dare spazio. In questo senso, nella politica, cercare di dare spazio anche agli altri, no? Forse nella fase della candidatura non è così semplice, ma si può fare, ci possiamo provare. Significa anche dare ascolto prima di tutto ai cittadini e alle cittadine. Quindi una competenza, una caratteristica del femminile è appunto questa dell'ascolto, e penso sia indispensabile saper ascoltare in politica, perché essere politico significa essere un rappresentante, e io come posso rappresentare le istanze dei cittadini e delle cittadine che mi hanno scelto se non li ho ascoltati, se non le ho ascoltate. L'altro punto, quello dell'apertura, si tratta prima di tutto di avere una buona e sana apertura mentale. La politica, io mi auguro, riescano ad essere
in apertura, che abbiano una mente fertile, una mente che sa accogliere le informazioni, che sa recepire le informazioni e le persone, che sa comprendere, che sa intuire. E l'apertura batto su questo punto, è anche l'apertura dei porti. Quindi io sono per i porti aperti, sono per una gestione dei flussi migratori, ma sono per l'accoglienza delle persone, non dobbiamo dimenticarci che parliamo di persone. E apertura anche rispetto, e torno sul piano spirituale più interiore che piace anche a te, Elena, rispetto alle frustrazioni. Io vedo che c'è chi nella politica cavalca l'onda delle frustrazioni della popolazione. Quindi ognuno di noi ha una serie di problemi nella sua vita, una serie di fatiche per trovare lavoro, per aprirsi una strada, tutti noi abbiamo un certo grado di affaticamento e di frustrazione. Allora, il politico che cavalca questa onda e la trasforma in rabbia verso gli altri è per me un irresponsabile. Il politico deve dare delle risposte in positivo, non trasformare le emozioni delle persone in emozioni distruttive rispetto alla coesione sociale. Ecco. L'ultimo punto dell'energia femminile è quello della creazione, quindi come donna in politica mi piace pensare di poter trovare delle soluzioni diverse, di saper creare delle cose che prima non c'erano, o quantomeno di dare spazio alla creatività degli altri, perché essere, secondo me, un bravo politico è anche intuire e mettersi al servizio di quelle persone che hanno molte competenze, dargli lo spazio. Quindi, per esempio, stando nel nostro tema, parlando nella concretezza, si tratterebbe di dare la possibilità a progetti di educazione in natura di essere finanziati per tutte le scuole pubbliche e non che restino un qualcosa di nicchia che le persone si devono pagare privatamente, un'opportunità per pochi. Per trasformarla in un'opportunità per molti serve l'intervento della politica, dell'amministratore che capisce, che crea il bando e poi il soggetto migliore che ha fatto il migliore progetto può realizzarlo nella scuola pubblica e questo diventa un servizio per tutti. E a proposito infatti di questo, che è un tema a noi due molto caro, che queste modalità, questo approccio nuovo, tanto nuovo non è sia possa essere a disposizione di tutti, noi due ci siamo incontrate proprio quando tu stavi dando il via, stavi iniziando un progetto nuovo proprio che trova anche nei suoi approcci quello dell'educazione in natura, quindi un po' per dare un ulteriore aspetto concreto a molte delle cose dette finora, perché altrimenti magari per chi ci ascolta sembra che parliamo di cose che non si possa realizzare niente, ok? In realtà sempre più in modo determinato stanno nascendo e stanno trovando concretizzazione tutte queste riflessioni che hai riportato in varie realtà locali e nazionali. E quindi quando agri nidi, agri asili, come un po' la realtà nella quale adesso mi sono inserita, con quelle fattorie didattiche che trasformano la loro realtà in qualcosa di nuovo, mettendosi a disposizione di gruppi di genitori, come centri estivi che utilizzano i loro spazi, presentandosi però con nuovi approcci di educazione ai piccoli, ai ragazzi, alle famiglie con le quali tentano di creare dei ponti, delle alleanze. Quindi noi dicevamo, ci siamo incontrate quando stava nascendo ed era in fermento quello che abbiamo anche accennato all'inizio, il progetto LED, di cui tu sei direttrice, fondatrice e coordinatrice, che esiste a Campo Nogara nella sua sede. E sì, è vero che ci vorrebbe un incontro solo per parlare di questo, non so, forse in un altro momento, in un'altra sede, non so che idee tu possa avere per questo,
Però se tu hai voglia di dirci qualcosa in più, di condividere di cosa si tratta, siamo curiosi. Sì, allora LED significa laboratorio educativo ed è questa opportunità per bambini dai 3 ai 6 anni, ma insomma stiamo ragionando per allargarla anche ad altre fasce di età, un'opportunità educativa alternativa alle tradizionali scuole dell'infanzia. La parola laboratorio ci dà l'idea di un ambiente in cui si lavora, si crea con un'energia appunto della concretezza. È nata come idea, è stata concepita nel 2016 e ha cominciato a realizzarsi nel 2017. E essendo io una sociologa, ha preso inizialmente la connotazione di un'impronta sociale, un'impronta culturale, a quello a cui mi riferivo prima, lo stare insieme delle persone, comunicare, costruire significati relativi all'educazione, alla comunicazione. Però si è incontrata con forza con un altro progetto che è partito, come sai bene, a Roma con l'Asilo nel Bosco, che è partito su un progetto che ha tanti anni e quindi si è trasformato anche in educazione in natura, si è arricchito anche di tutta questa parte qua e quindi la cura, da cura delle relazioni è diventato anche cura dell'ambiente, cura della natura. Quindi questo lo dico per dare per sottolineare il fatto che c'è una parte che io sento molto mia, che è nata da me, che è quella della volontà di mettere insieme, ripeto, le persone, stare insieme, a ragionare. E un'altra parte che arriva da questa tradizione di asilo nel bosco, di outdoor education, che invece ho incontrato grazie a apporti di altri. E questo è importante secondo me dirselo, cioè che c'è sempre più di un apporto quando si crea qualcosa. Non è mai dato solo da una persona, solo da una mente e penso ci faccia stare meglio quando ce lo diciamo. E quindi il LED è questa realtà con tanti bambini che sviluppano molto la creatività, perché siamo convinti che la creatività in un mondo in continua evoluzione, in continuo cambiamento, in una società liquida, come appunto piace dire ai sociologi, la creatività e la capacità di interpretare il mondo insieme agli altri sia fondamentale per garantire un benessere e una sopravvivenza sociale, insomma. La capacità di creare soluzioni nuove. Quindi lavoriamo molto su questa autonomia dei bambini di creare loro l'attività della loro giornata. No? Noi facciamo delle proposte, dopodiché stiamo molto anche in quello che ci arriva dai bambini e dalle bambine. L'altra caratteristica nostra che ci dà una marcia in più in questi tempi di Covid è che noi stiamo prevalentemente all'aria aperta. E io sono in un certo senso, forse mi stavo per esprimere male, ma l'emergenza sanitaria ha portato alla luce alcuni limiti del nostro sistema di istruzione e educazione e ha fatto capire adesso quanto il fatto di mettere troppi bambini per troppo tempo dentro un'aula non sia favorevole alla salute di questi bambini, non lo è mai, perché sempre si diffondono i virus in queste condizioni. Questa volta il problema è che si sta diffondendo un virus particolarmente aggressivo.
E quindi ha messo alla luce questi limiti, queste criticità che noi invece avevamo già superato, perché stando fuori il più tempo possibile non abbiamo questo problema della densità dell'anidride carbonica, della CO2 o della circolazione dei virus all'interno dello spazio scolastico, perché abbiamo uno spazio sempre areato. E anche se pioviggina abbiamo costruito delle soluzioni creative con il riuso di materiali di scarto, peraltro, che ci permettono di stare, di continuare a fare i nostri incontri anche quando c'è un po' di pioggia. Tengo a precisare una cosa, che l'ossigenazione dell'aria è importante anche per la concentrazione e per il buon funzionamento del sistema immunitario. Quindi tenere i bambini dentro le aule per tanto tempo, al chiuso, magari in scuole che non sono neanche circondate da alberi, che se apri la finestra c'è l'autobus che ti passa e scarica bene il suo gas con rumore e con inquinamento verso i nostri bambini. Ecco, mai queste soluzioni sono positive. Speriamo che questa emergenza dia una scossa e si cerchi di progettare le scuole in contesti, in ambienti migliori e di qualità, perché io vorrei che ai nostri bambini arrivasse un messaggio che loro valgono e che quindi li mettiamo in un ambiente di valore, che loro sono belli e quindi li mettiamo in un ambiente bello. Stesso messaggio desiderei che arrivasse anche agli insegnanti che stanno Quali poi con i sono, nostri bambini. quali sono i geni? Così diamo anche un'ulteriore connotazione a questo aspetto. Quali sono i benefici, quello che vedi tu che questo tipo di soluzione porta di buono ai bambini, ma anche alle famiglie che fanno parte? Allora, a me la prima cosa che viene in mente è che il modo in cui abbiamo impostato il progetto, che prevede una forte partecipazione delle famiglie, noi abbiamo le porte spalancate alle famiglie, a proposito di apertura di prima. E le famiglie sono le protagoniste proprio perché questo progetto viene gestito in senso, viene gestito come associazione. E, le famiglie e le papà, le mamme sono costantemente, quotidianamente impegnati nel progetto, rispettando i ruoli diversi tra educatrice, tra coordinatrice e famiglie. È un lavoro costante, non è che va sempre tutto bene, va sempre tutto. Però ci lavoriamo e ci stiamo bene. Il fatto che tutti abbiano un loro spazio, la possibilità di portare un contributo, rende questa esperienza un'esperienza di tutti, un'esperienza in cui ci si riconosce, si sente di appartenere, e questo per me è il più grande beneficio. I bambini sentono che è il loro ambiente, che è casa loro, si muovono con molta sicurezza, e i genitori lo stesso. Poi i bambini, questo lo vedremo nel corso del tempo, mi piace pensare, crescono già con quel senso di integrazione di cui parlavi tu all'inizio, con l'ambiente naturale che ci circonda, e quindi con una consapevolezza, mi auguro diversa da quella che abbiamo dovuto conquistarci noi, di essere un tutt'uno con l'ambiente. Ricordando anche che la possibilità di star fuori, di vivere questa possibilità, agisce anche su un piano di tipo emozionale, psicofisico, già lo fatto di stare immerso nel colore verde attiva delle determinati processi corporei, abbassa quindi il livello di stress, aiuta, come dicevi tu, a concentrarsi e quindi favorisce anche uno spazio di apprendimento e di stare insieme diverso, più vicino Assolutamente. alla nostra di natura, di umani e di essere spirituali. E stando nel tema della creazione, che suggerimenti daresti, che ti sentiresti di dare a chi in questo periodo sentirebbe il bisogno, la necessità di creare qualcosa, ma è fermato
quello che magari la società può emanare come determinati messaggi, da paure interiori o pratiche, che tipo di suggerimenti ti sentiresti di dare, oppure quali suggerimenti, idee potrebbero esserci secondo te, potrebbero essere utili per la creazione di progetti di questo tipo? Allora, secondo me è utile avere al contempo un obiettivo, ma stare morbidi sul timone. No? Se non so se avete mai avuto l'esperienza di andare in barca, se tu devi mantenere una determinata direzione, non puoi stare tenendo il timone così perché ti spacchi le braccia e basta. Il timone deve essere morbido e allora l'onda ti porta su e giù, ma tu mantieni comunque la direzione. Questo vuol dire che ci saranno molti destra e sinistra, alti e bassi, mentre tu nel processo generativo, nel processo creativo, ma non è che questo vuol dire che il tuo obiettivo non sarà raggiunto. Quindi quando si vede che l'obiettivo che si pensava di raggiungere forse cambierà, forse un pochino, sarà diverso, va bene, va bene un po' modificarlo. Quindi da una parte la determinazione e al tempo stesso anche accettare le modifiche in corso d'opera. L'altro consiglio che mi sento di dare è di accogliere sia l'aiuto degli altri, i suggerimenti degli altri, sia anche cercare di farsi proprio aiutare, nel senso se io non so fare i conti, per dire, andrò da un professionista che sa fare i conti, anche investendo. Mm, quindi è qualcosa che ha a che fare col equilibrare il controllo, un controllo sull'obiettivo, quindi sì, resto focalizzato sul mio obiettivo, ma non in modo rigido. E dato che si stanno pian piano riaprendo le scuole, Mm. sempre in tema di suggerimenti, e siamo in un momento in cui, come dicevi anche tu, potrebbe essere un'opportunità questo momento per aprire nuovi spazi, testare nuovi orizzonti all'interno della scuola rispetto al tema dell'educazione in natura, come anche semplicemente provare a sperimentare nuovi approcci. Allora, all'interno della scuola ci sono comunque degli eroi che pensano con le Altro che. possibilità che hanno di fare qualcosa, quindi non è da prendere e buttare via. E come pensi si potrebbe portare un po' di questo, tutto questo dentro alla scuola pubblica, come dicevamo anche poco fa, perché possa essere discussi? E questo secondo me ha a che fare sempre un po' con la capacità di ascoltare, di mettersi insieme agli altri. Grande forza può venire, per esempio, quando gli insegnanti, il sistema scuola, il dirigente, gli insegnanti si mettono attorno a un tavolo a ragionare con i genitori. In una forma, in una modalità non di gestione dell'emergenza, ma in una modalità continuativa. Mm. Ehm, cioè penso che ascoltare le proposte dei genitori, non solo dei rappresentanti, che come sappiamo, almeno io ho visto così avendo a volte partecipato alle riunioni, ci sono un sacco di comunicazioni che arrivano sulla gestione quotidiana della scuola e poco tempo al pensare di costruire una relazione con i genitori, con gli insegnanti. Quindi sgombrare un po' il campo dalle formalità e trovare degli spazi di confronto perché le famiglie possono essere le migliori alleate per portare questi cambiamenti che auspichiamo nella scuola. Almeno nel mio caso è stato così per quanto riguarda il LED.
E io credo che anche nella scuola pubblica possa essere così. Ridiamoci fiducia, ridiamoci fiducia. Bene, guarda Eugenia, io vedo che ci stiamo un po' avvicinando alla conclusione di questo nostro momento e intanto ti ringrazio per aver condiviso con noi questo spazio, per aver condiviso parte di te e soprattutto per tutto ciò per cui ti impegni ogni giorno e per quello che ci siamo raccontati, anche perché tutto questo possa essere un piccolo seme, un piccolo input per chi ci ha ascoltato, per una testimonianza che si può scegliere, agire e creare in modo diverso e che molto probabilmente, anche senza molto probabilmente, siamo arrivati veramente a un punto in cui è fondamentale scegliere in questo senso e soprattutto che più lo desideriamo, più assecondiamo i movimenti della nostra vita volti a un cambiamento, più il cambiamento è possibile e con fiducia e affidandoci. E poi ricordo che sei candidata alle prossime elezioni regionali per sulle liste di Padova, Venezia e Treviso per Europa Verde. E mi sento anche di mandare un augurio a te, un saluto a te, a tutto il gruppo del progetto LED, e che sia un buon nuovo anno scolastico per tutti voi e un saluto anche a chi ci ha seguito, ci guarderà. Quindi grazie mille e ti dico buona serata a tutti quanti. Grazie Elena, sei una preziosa compagna di viaggio e auguro anche a te i tuoi progetti nuovi con la fattoria didattica che è a, ricordami? È a San Martino di Venezia che è in provincia di Rovigo. In provincia di Rovigo, ecco, io vi auguro veramente di poter realizzare e concretizzare questi vostri desideri. Grazie mille, veramente. Nel nuovo studiamo. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao. Ciao.